Siamo in una bellissima osteria proprio per parlare di questa 27esima edizione di Friuli Doc in Osteria. Questa realtà così importante che racchiude le tradizioni della nostra regione sono le osterie friulane. Come poteva Friuli Doc e non essere un'occasione per esaltarle? E ne parliamo proprio con il presidente di Confesercenti Udine, Marco Zoratti, qui con me. E poi abbiamo anche il presidente del Comitato Friulano Difesa delle Osterie, Enzo Mancini. Grazie, grazie. Grazie per essere qui. Allora, è bello ritrovarsi davanti a questi meravigliosi piatti, a raccontare della tradizione dopo un periodo impegnativo, ma ora respiriamo anche un po' di serenità finalmente, Presidente. Sì, la ripartenza dovrebbe ormai essere matura. Gli affari stanno andando bene in senso generale, soprattutto per quello che riguarda il turismo, per quello che riguarda anche le città d'arte. Ora con questo Friuli Doc, che è la 27esima edizione, una tappa quindi ormai obbligatoria, per cui la valorizzazione delle osterie cade a puntino in quanto le osterie sono il punto da cui il Friuli Doc era partito 27 anni fa. E quest'anno le abbiamo valorizzate al massimo, come meritano, e quindi siamo qui oggi al Fariveccio, che è una bellissima osteria di Udine, dove verrà presentato insieme ad altri 17, perché sono 18 le osterie che partecipano, un piatto con l'abbinata di un calice di vino all'insegna della friulanità. È vero, e anche la convivialità ovviamente friulana che non può mancare in questa manifestazione, ma che è anche una manifestazione importante proprio per valorizzare il commercio di questa città. Sì. La possibilità che c'è attraverso le osterie di promuovere quella che noi definiamo la cucina evocativa, cioè i sapori di una volta, i profumi di una volta, che ci ricordano il nostro passato quando eravamo piccoli, oppure in famiglia, a casa con i nonni o con gli amici, e questo è un motivo in più per frequentare e visitare le osterie friulane, che ricordo sono un unicum. Abbiamo qui Enzo Mancini, che è il presidente del Comitato Friulano Difesa Osterie, che da sempre porta avanti questa battaglia, e finalmente con un successo clamoroso che quest'anno sta esplodendo a favore delle osterie friulane. Esatto. Riviviamo allora la bellezza delle osterie e con questo noi facciamo un cin a questa 27esima edizione di Friuli Doc. Tra il vino e la birra artigianale, che sono delle perle anche della nostra regione, siamo pronti per entrare nel vivo di Friuli Doc. Si chiatin in osterie. Mandi. Salute.